Euroregione News. Signor Presidente, mancano pochi giorni alla fine del 2017, ma si avvicina anche la chiusura della legislatura regionale. Ha quindi maggior peso e significato il senso di un bilancio complessivo dell'attività fatta in questi anni. Più che lasciar parlare i numeri, che pure sono importanti perché certificano, vorremmo comprendere se per lei è stato raggiunto un pareggio di bilancio tra il fatto e il non fatto, o diversamente se sono state fatte più cose rispetto a quelle non fatte, viceversa. Sicuramente siamo al momento di sintesi di un lavoro di legislatura. Sono 5 anni di lavoro e sono 5 anni nei quali il Consiglio regionale ha ovviamente vissuto fasi e porta a casa risultati alterni. Ci sono risultati positivi e risultati meno negativi, o perlomeno viviamo quella che è una condizione, un equilibrio di poteri che ancora non si è ben definito da quando abbiamo introdotto le norme che prevedono l'elezione diretta del presidente della regione, e quindi, se vogliamo, una concentrazione di poteri sull'esecutivo, poteri che sono poteri legislativi, di iniziativa legislativa e anche di conduzione, se vogliamo, e di indirizzo del lavoro che poi l'Assemblea legislativa svolge. Dico questo perché sostanzialmente facciamo questo mentre in realtà la democrazia del nostro paese sarebbe una democrazia basata sulla rappresentatività, cioè sulle assemblee piuttosto che sui governi, non avendo noi un sistema di tipo presidenziale. E questo non nei numeri, ma insomma nei contenuti principali si riassume nel fatto che il 70% dell'attività del Consiglio di fatto è su indirizzo e su iniziativa della Giunta. Le principali leggi, le riforme e quant'altro sono iniziative della Giunta regionale, e gli assessori hanno non solo il compito di gestire dal punto di vista esecutivo i temi che affrontano, ma anche dal punto di vista legislativo delle iniziative e quant'altro. Ma lei è soddisfatto? E questo. Dico che abbiamo trovato dei punti di equilibrio, abbiamo trovato dei punti importanti di partecipazione, le commissioni hanno lavorato, il dibattito del Consiglio c'è stato, abbiamo anche specializzato il Consiglio nella valutazione legislativa, nella valutazione della qualità, nell'introdurre elementi di trasparenza, elementi di valutazione. Abbiamo fatto anche, e devo dire questo anche in collaborazione proprio con il sistema dei consigli regionali italiani, insomma con i colleghi presidenti dei consigli regionali, un lavoro anche di relazione con il Parlamento, con la Camera, con il Senato, per attivare percorsi e processi tipici delle assemblee legislative, ad esempio sul percorso di formazione del diritto europeo, dei contenuti della relazione con l'Unione Europea, importante, ma anche processi di formazione qualificata di personale e di sviluppo di quelle che sono e devono essere i compiti più avanzati che i consigli regionali, le assemblee legislative devono essere chiamate a svolgere, cioè la valutazione delle leggi, della loro efficacia e del loro impatto. E credo che qui abbiamo lavorato e qui ci sia anche il futuro. Perfetto. Allora, il Friuli Venezia Giulia, regione piccola e decentrata. Guardandola da Roma ci sono coloro che continuano a considerarla tale, un'isoletta dove le cose magari funzionano anche meglio. Dal punto di vista locale, invece, ci viene detto che siamo sempre più centrali tra Centro Europa e Balcani occidentali, e si affaccia con interesse anche il pianeta Cina, con la sua nuova via della seta che passerebbe proprio dal porto di Trieste. Giochi globali, o perlomeno così grandi da far apparire questa regione come un fazzoletto di terra. C'è il rischio che qualcuno ci si soffi il naso con questo fazzoletto? Il rischio è che ci si passi sopra. Io continuo a dire, l'ho detto da quando ero assessore al tempo, Ponte, regione Ponte, ecco, il rischio è che siamo talmente piccoli che andiamo a finire sotto il ponte. Mi viene l'immagine del paesino di Donia, no? Questa località delle nostre Alpi che vive nel canale del Ferro e che di fatto parcheggia le proprie auto sotto i viadotti delle grandi infrastrutture di trasporto, ferrovie, autostrade, strade. È diventato un paese sotto il ponte. Ci passano milioni di persone, di merci, di cose, e il paesino vive una dimensione di abbandono, quasi di emarginazione. Ecco, è il paradosso, ma rischia di essere una realtà se non affrontiamo nei termini di
protagonismo attento il ruolo che appunto la dimensione oggi, la nostra localizzazione oggi ci consente. Noi dobbiamo essere soprattutto protagonisti di questo luogo d'incontro, deve diventare un punto d'incontro da cui poi dopo l'incontro si sviluppano queste strategie, l'Europa verso l'est, l'Occidente verso l'est, il nord verso il sud. Ricordo che noi siamo protagonisti ad esempio di queste macro regioni dove si sviluppa la strategia europea e siamo di quella adriatico-ionica, cioè nord-sud, di quella delle Alpi, cioè il centro e il cuore dell'Europa, siamo in qualche modo coinvolti in quella del Danubio, collaboriamo a tutti questi progetti, di relazioni internazionali, quindi dobbiamo essere un luogo di incontro, non un luogo di partenza. Presidente, lei ha conservato durante il suo mandato di Presidente del Consiglio regionale ruoli che hanno rappresentato la Regione in ambito nazionale ed europeo. Parliamo in Europa del Comitato delle Regioni e in Italia della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali. Ha quindi vissuto in prima persona azioni e progetti per rendere le regioni più partecipi dei processi di crescita nazionali ed europei, in chiave di sussidiarietà prima di tutto. Percorsi che evidenziano come un valore l'Europa delle diversità, ma che al contempo possono innescare meccanismi di strisciante e variegata rivendicazione e contrapposizione con l'Europa degli Stati, dai casi di velleità indipendentistiche come la Catalogna alle proposte di doppio passaporto nel caso di Austria Alto Adige. Rimane ancora convinto che le regioni debbano contare di più? Ne sono ancora più convinto, non solo io, ma è stato il motivo ad esempio di dibattito dell'ultima conferenza sulla sussidiarietà che si è svolta a Vienna agli inizi di dicembre. L'Europa è un'Europa che non può sopravvivere se non si riappropria di quello che era un progetto fondante, cioè l'Europa dei popoli, delle identità, delle diversità, il luogo nel quale tutto ciò diventa un valore aggiunto. Riesce tra l'altro a coinvolgere i cittadini perché ne parla e si relaziona alla base. Lì un cittadino può essere coinvolto direttamente, partecipe diretto anche dei processi e delle decisioni, delle scelte, la fase ascendente ad esempio di questi. Ecco, se non recuperiamo questo valore, l'Europa a termine, nel senso che diventa una sorta di aggregato federale che è diverso dal progetto europeo. Uno slogan, comunque un'osservazione che è stata fatta è: dobbiamo ritornare dall'Europa da un'Europa federale ad un'Europa sussidiaria, cioè un'Europa che fa del coinvolgimento non solo delle istituzioni pubbliche, ma anche dei corpi sociali e dei corpi e del sistema della rappresentanza diffusa anche dei cittadini delle realtà, delle comunità, che ne fa un asse portante. Perché? Perché altrimenti assistiamo a quello che è successo in questi ultimi anni. La crisi economica ovviamente ha innescato un processo di ricentralizzazione della dimensione nazionale, vuoi perché da un lato ogni paese ha cercato di tutelare se stesso verso gli altri paesi europei, cercando di acquisire o di mantenere delle condizioni di sostegno a se stesso innanzitutto. Dall'altro è intervenuto al proprio interno, evitando che all'interno si potessero creare diversificazioni, si potessero creare autonomie, si potessero creare confronti che non fossero funzionali alla salvaguardia dell'identità nazionale e anche della stessa esistenza economico-finanziaria dello Stato. Un processo doppio che ha visto appunto un riaccentramento su una dimensione nazionale e che scatena in questo caso quelle che sono poi le pulsioni locali, che si manifestano attraverso che cosa? Pseudo-indipendentismi, la Catalogna ad esempio, che a questo punto chiede essa stessa di diventare una nazione per poter entrare in questo rapporto di relazioni, oppure fenomeni per i quali ci sono poi contrapposizioni o mancate solidarietà complessive trasversali, perché ovviamente prevale
il vantaggio e prevale la volontà di affermare un valore della propria nazione, del proprio Stato. E questo evidentemente sarebbe la fine dell'Europa, per cui necessariamente ciò deve venire meno. Siamo in queste ore a sentire che viene applicato per la prima volta nei confronti di uno Stato europeo, la Polonia, l'articolo 7 del trattato, perché questo paese non sta soddisfando gli obblighi che ha derivanti dal fatto che l'Europa è innanzitutto un luogo di incontro, di solidarietà, di condivisione, di libera circolazione, presupposti fondamentali. Certo. E siamo agli auguri per le festività, ma prima torniamo in Italia, no? In questo momento. Prima Repubblica, dopo monarchia e fascismo. Seconda Repubblica, dopo Tangentopoli. Ora qualcuno parla di Bancopoli per avviare la Terza Repubblica Italiana. Citiamo un famoso passo dal romanzo Il Gattopardo. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Frase pronunciata da Tancredi, nipote del principe di Sarina. Se le cose stanno così, viene difficile fare anche gli auguri, soprattutto se fatti da un politico. Che cosa ci risponde, Presidente? Beh, io ho riascoltato questo passo proprio poche sere fa in un'iniziativa culturale molto importante. Tra l'altro ho ascoltato anche il dialogo del principe con Chevalier, quando Chevalier va ad offrirgli il posto di senatore della Repubblica, della monarchia, insomma, dell'Italia, del Regno d'Italia, e il principe gli dice: ma tu vieni a offrirmi un posto di senatore quando io sono stato pari dell'imperatore di Bisanzio. È chiaro che i presupposti sono presupposti, per cui queste repubbliche che cambiano, questa necessità di trovare attraverso degli slogan motivazione per una diversa politica, io ci credo poco, nel senso che alla fine la politica è lo specchio della società ed è lo specchio anche di quelle che sono oggi difficoltà che la società presenta e alla quale possiamo dare risposte non attraverso dei tecnicismi elettorali o istituzionali, ma attraverso una ripresa di un rapporto che deve essere innanzitutto un rapporto di fiducia tra l'amministrato e l'amministratore, e questo vale in tutti i comparti della nostra società, anche quelli della società civile, non solo quelli della società politica. E la necessità di ridare motivazioni nel sentirsi cittadini a pieno titolo. Quella Repubblica può essere o quella Repubblica sarà se la gente non partecipa nemmeno all'atto fondamentale di appartenenza alla comunità politica che è il voto, e quindi non sarà Bancopoli o Tangentopoli. Questi rappresentano, sicuramente quello sì, delle grandi perturbazioni sociali, perché sono episodi che fanno perdere la fiducia tra appunto amministrato ed amministratore, cioè tra chi deve garantirti le tue condizioni, diritti, ma anche nei doveri, ovviamente, e chi invece alla fine non si sente tutelato nemmeno nella parte dei doveri che lui ha, non solo dei diritti, ma neanche quello dei doveri. Quindi in questo senso credo che, senza fare le formule 1, 2, 3, ci sia la necessità di rimboccarci le maniche per riaffermare un valore, quello della società, delle comunità partecipate, del fatto che uno debba sentirsi responsabilmente partecipe di una comunità, non evitare che prevalga l'egoismo e che magari ci si trovi poi la scusa, questo sì, in questa società, per dire non partecipo, non mi interessa, poi però difendo in maniera egoistica e forse anche con prevaricazione quello che è la mia visione. Io credo che siamo in questa fase, che è una fase che non possiamo semplicisticamente definire come una terza repubblica che viene dalle banche. Le banche hanno rappresentato un momento di crisi di fiducia importante, in questo caso di una società, nella società, alle quali oggi ovviamente chiamiamo a responsabilità tutti coloro che in qualche modo dovevano agire, che non è solo la politica
politica lo è tanto quanto è regolatrice, ma allora bisogna che si riconosca alla politica, cosa che oggi purtroppo non c'è, il ruolo vero di regolatore centrale della vita pubblica e della vita di comunità. Spesso si è cercato di sostituire questo, qualche anno fa, dicendo che la città si regola da sola, si regola sulle leggi dell'economia, si regola sulle leggi delle relazioni, forse anche la politica non serve. Oggi credo che si debba riportare l'attenzione sul fatto che a fronte di interessi forti privati ci voleva una politica altrettanto forte che fosse in grado di regolare il tutto e di garantire, quello sì, diritti e doveri. In fase di chiusura, diciamo, ci sono margini perché questo avvenga? Lei è convinto di questo o non è convinto? Ma io sono convinto che un futuro esiste e in questo futuro ci mettiamo ovviamente l'impegno e la volontà di far sì che sia un passaggio ma non sia un punto di arrivo definitivo la crisi che viviamo in questo periodo. Grazie. Euroregioni News.